diciamo che ho fatto tante cose nella mia vita, non ho inventato nulla, però infatti faccio l'inventore. Io sono destinato ad arrivare secondo proprio, non è un caso che insomma, mi chiamo Jim Marconi pure io, come Guglielmo. Io pure se inventassi qualcosa, il premio Nobel comunque non lo potrei mai vincere, perché che lo fanno vincere a me? Mi chiamo Marconi, dopo Guglielmo non possono far vincere pure Gabriele Marconi, no? Come fanno poi con la piazza, col ponte, con la via? Dice, già ci sta Viale G Marconi, poi ci si confonde. Ecco, questa è la grande differenza tra me e lui. Io arrivo sempre secondo. E da imitatore mi capita spesso di imitare grandi personaggi. Mi è capitato per esempio anche quest'anno in una trasmissione su Sky 1 che si intitola Gli Sgommati. Io lì mi sono divertito a dare le voci a diversi pupazzi politici, i pupazzi politici, naturalmente quelli finti, no? E quello che mi ha divertito di più è stato imitare Berlusconi, lo so, è scontato un po' come mi consente innanzitutto di ringraziare tutti coloro che hanno ancora fiducia in me e non quindi le toghe rosse che non mi credono, mi accusano di tutto, addirittura mi accusano di aver pagato delle ragazze. È vero, ma l'ho fatto perché ne avevano bisogno per comprarsi dei vestiti. Ogni volta che stavano con me le vedevo sempre senza. C'è un altro personaggio che mi piace imitare molto, è un altro politico che inizia con la B e finisce con la I, che viene dal nord. Bossi, come avete fatto a capire che volevo parlare proprio di Bossi? Perché poi io a Bossi neanche gli assomiglio, per diventare Bossi veramente mi ci vorrebbe una plastica, se no come faccio ad assomigliare a Umberto Bossi? Allora, state bene attenti a quello che vi dico, popolo della Padania. Cos'è? Non siamo in Padania, dove siamo? Dove siamo? Nel Lazio. Allora, popolo di meridionali. C'è qualcuno napoletano qua? Per carità, i napoletani mi stanno simpatici. Ormai posso dire di avere sangue napoletano sul paraurti della macchina. Ne ho messi sotto 4 prima di venire qua. Però ci sono persone napoletane, siciliane, calabresi, insomma extracomunitari, che nel periodo in cui io sono stato male sono stati affettuosi con me. Addirittura c'era qualcuno che mi voleva dedicare una strada. Sì, via Bossi. E in effetti via l'hanno mandato. Bossi è stato sostituito da Maroni, che invece è, diciamo, un politico molto più sobrio. Anche gli occhiali ce l'ha più sobri. Non è vero che noi leghisti siamo un popolo razzista, ne abbiamo combinate sempre di tutti i colori. Comunque sia chiaro che in Lombardia noi i Rom non se li vogliamo, quelli stanno bene nel Lazio. Come si chiama il loro governatore? Zingaretti. Vabbè. E tra i politici devo dire, io poi ricordo sempre molto volentieri colui che a un certo punto sembrava potesse diventare il nuovo presidente della Repubblica, è romano come me, Prodi. Romano Prodi. Certo, dove sono gli altri? Eccoli qua. Prodi, che vi ricorda a voi? Ricorda a me un vecchio parroco di quando facevo il chierichetto, solo che ogni volta che diceva l'omelia non lo capivo mai, proprio come Prodi, che non si capisce quando parla. Infatti non hanno capito manco i suoi, perché Prodi quando parla non parla, sussurra. Bisogna essere chiari. Bisogna essere molto chiari con gli italiani. Ecco perché è chiaro. Io ormai comunque ho lasciato la politica. Sì, ho deciso di farmi frate, ed è un consiglio che vorrei dare anche a Fini, a Di Pietro, a Ingroia. Fatevi frati, almeno lì prendete i voti. A proposito di prendere i voti, c'è stato il nuovo Papa quest'anno, l'elezione del nuovo Papa,
Papa Francesco. Io avrei preferito Papa Gabriele, Sì, ma io già immagino la domenica mentre faceva l'Arcangelus. Immaginate. Però, vabbè, questo nuovo Papa però si sta dimostrando un grande Papa, piace molto per la sua semplicità, per il fatto che sta vicino alla povera gente, sta cercando soprattutto di ridurre tutte queste spese che c'erano anche lì. Tutto quello che è d'ora in poi sarà argentino, infatti con lui. Sto parlando di Papa Francesco. Fratelli e sorelle, buonasera. Prima che io benedica voi pregate il Signore che mi benedica a me. Se sono qui è merito di Dio. Se sono Papa è merito di Dio. Si fa gol è merito di Dio, no? Mi viene da fare Maradona ogni volta che faccio il Papa, non c'è niente da fare. Ve lo immaginate Papa Dieguito? Papa Dieguito. Certo, la voce è uguale, però fisicamente non è proprio la stessa cosa. Servirebbe una piccola trasformazione. Ecco, ci vorrebbe. Eccolo qua. Adesso ci vorrebbe pure qualcos'altro per essere Maradona. Ci avete un orecchino da prestarmi senza buco, però. Vabbè, io vi devo confessare una cosa, che io ce l'ho piccolo, l'orecchino, però mi vergogno ugualmente quando me lo metto, per cui scusate. Adesso sono uguale a Maradona. A Maradona sì, no, forse sono troppo alto. Però dimenticavo, lui è Papa Dieguito, quindi... Voglio salutare tutti quelli che mi vogliono bene, no? Che hanno capito che io sono un uomo normalissimo, semplice, come tutti gli altri. Magno come tutti gli altri, piagno come tutti gli altri, guadagno 15 miliardi l'anno come tutti gli altri. Sono fatto come tutti gli altri, sono fatto. Allora, in realtà ci sarebbe un altro Papa. Ci sarebbe un altro Papa, Papa Benedetto, l'emerito, emerito Papa. L'emerito Papa. Che... Posso stare qui con te? Con sì. lei, scusi, Come no, Papa? assolutamente sì. Che ormai lui è normale, cioè non normale. ne guarda dall'alto in Certo. basso tutti quanti, guarda a fianco proprio. Papa Ratzinger. Oh. Oggi è con grande dispiacere che ho dovuto rinunciare a essere Papa e spero che il nuovo Papa Francesco, sia più fortunato, che difenda meglio i valori cristiani che sono sempre più in crisi. Persino il TG4 ha smesso di avere fede. Però vorrei che il nuovo Papa si rivolgesse soprattutto ai più giovani. Non pensate troppo al sesso, che rappresenta il male, e per abbattere il male bisogna innalzare il pene. Grazie. Veramente bravo. Grazie, Io Gabriele. ringrazio tutti voi, ringrazio Gianni. Sì, tanto quanto, tutti i Gianni, qui guarda. Gianni al cubo. Ciao. Grazie, Gabriele Marzoni. Stefania Unica.